Pioggia abbondante e neve in montagna dal Bellunese all'altopiano di Asiago, preallerta per i bacini idrografici fino a domattina, ma i fiocchi bianchi fanno anche partire in anticipo la stagione sciistica a Cortina. E maltempo anche nel Veneziano con allagamenti a Portogruaro, la pioggia fa uscire di strada un camion che finisce in un fosso a Venezia al ritorno dell'acqua alta. Il foulard che al collo si intiglia negli ingranaggi del macchinario al quale stava lavorando, operaia di 57 anni, rischia di morire, ora è grave in rianimazione, il dramma a Malo. Arrestati i 3 autori della violenta rapina ai danni di un militare americano a Vicenza lo scorso 5 ottobre. In casa di uno dei banditi trovati una pistola pronta a sparare e un macete. 24 anni fa la tragedia dell'Antonov caduto a Villafranca, morirono 49 persone, per i parenti delle vittime una ferita ancora aperta. L'eccezionale immagine e i suoni dell'epoca dall'archivio di Antenna 3. Avvisi di pagamento di imposte per il rinnovo dei loculi affissi direttamente alle lapidi in cimitero fa discutere e arrabbiare il caso di un comune del Rodigino. Durante i lavori di bonifica di via Nelli a Padova emergono dai sotterranei alcune rarità abbandonate nei garage da chissà quanto tempo. Un terrorista su un vaporetto, l'intervento del reggimento Serenissima in laguna con uomini e mezzi in pieno giorno per un'esercitazione molto realistica. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'ondata di maltempo che sta investendo il Veneto, previsioni rispettate nel Bellunese con pioggia abbondante e prime fitte nevicate, in alcuni casi già a partire dagli 800 metri di quota. E allerta arancione nel Bellunese per le condizioni critiche ipotizzate da una forte perturbazione che ha investito dalla nottata tutto l'arco delle Dolomiti. Pioggia abbondante nelle vallate, prime fitte nevicate anche a quote basse. È accaduto in Agordino, in Cadore e in Comelico, dove sin dalle prime ore sono stati misurati apporti variabili fra i 5 e i 10 centimetri, cresciuti nel corso della giornata, soprattutto in quota. Per il transito sono state indispensabili le dotazioni invernali, gomme da neve o catene, in netto anticipo rispetto all'obbligatorietà che per legge scatterà dal prossimo 15 novembre. L'ARPA va diramato lo stato di attenzione anche per il rischio valanghe che potrebbero innescarsi anche a ridosso delle strade a causa degli accumuli di neve fresca. Da ieri è stata chiusa la regionale della Val Fiorentina fra Caprile e Selva di Cadore per un movimento franoso in atto. Caduta di sassi è stata segnalata fra Gosaldo e Rivamonte in Agordino, e proprio in Agordino alla Stanga stamattina alle 7:20 c'è stato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto e un furgone. Ferito fortunatamente in modo non grave un 61enne agordino. Uno scontro anche sulla 51 di Alemagna fra Borca di Cadore e San Vito, anche in questo caso con feriti lievi. Uno dei 2 conducenti era alla guida di una navetta che trasportava sangue urgente per l'ospedale di Pieve, che grazie a una staffetta è stato consegnato in tempo utile. Rallentamenti al traffico in tutta la provincia per il manto stradale reso insidioso da pioggia e neve, ma fra il Massa di Sedico e Ponte nelle Alpi anche per lo sversamento di tensioattivi che hanno causato una chilometrica scia saponata al pari di una nevicata. I pompieri di Belluno con i tecnici dell'ARPAV sono intervenuti in via Medaglie d'Oro. I primissimi campionamenti hanno scongiurato il rischio inquinamento. Il camion che ha perso per strada il detersivo è stato individuato, è di una ditta di Ponte nelle Alpi, a cui la polizia locale di Belluno è risalita grazie al sistema di videosorveglianza Leggi Targa. E queste prime precipitazioni nevose consentiranno un anticipo della stagione sciistica a Cortina con l'apertura del primo impianto, la seggiovia del Col Gallina al Passo Falzarego. Si comincia dunque domenica 10 novembre grazie alla nevicata di queste ore, ed il maltempo non ferma i lavori di costruzione del nuovo impianto di risalita di Cortina che sale dallo Stadio Olimpico del Ghiaccio sino al Col Druscé. Si tratta di una moderna cabinovia che sostituirà il primo tronco della storica funivia Freccia nel Cielo e che entrerà in funzione dal prossimo 22 dicembre, un impianto strategico per i prossimi mondiali di sci alpino del 2021. Si guarda invece all'estate 2020 per la costruzione della nuova cabinovia che collegherà il comprensorio sciistico di Socrepe, Stofana e Poccol con le piste del Passo Falzarego, Cinque Torri e Lagazzuoi. L'ondata di maltempo di queste ore ha portato neve abbondante anche sull'altopiano di Asiago e sul Grappa. Vediamo. L'avevano annunciato e il maltempo è arrivato puntuale sulla Pedemontana, sull'altopiano di Asiago e sul Grappa. La perturbazione che si è sfogata sulla zona ha portato intense precipitazioni in pianura e molta neve sui rilievi. Le immagini che arrivano dall'altopiano dei 7 comuni e dal massiccio del Grappa fanno pensare a paesaggi invernali più che a questo periodo autunnale.
Addirittura nelle zone più elevate dell'altopiano sono stati registrati fino a 40 cm di neve e, anche se è destinata a sciogliersi rapidamente, sono accumuli decisamente fuori dall'ordinario. Le mappe dell'ARPAV confermano invece l'intensità delle piogge della notte e della mattinata, dato che su Bassano sono scesi in poche ore quasi 40 mm di pioggia. Data la situazione, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, decretando lo stato di preallarme e di attenzione per quasi tutto il territorio veneto. I modelli meteorologici segnalano comunque un miglioramento del quadro, almeno fino all'inizio della settimana prossima, quando potrebbero farsi vive nuove e importanti precipitazioni. Ed il maltempo ha colpito anche il veneziano con l'acqua alta a Venezia e allagamenti a Portogruaro. Potrebbe essere stata proprio colpa della pioggia battente che si è abbattuta dalla mattinata la causa dell'incidente avvenuto a Giussago di Portogruaro in località Viola. Con il camion un grosso autotreno è finito nel fosso ricolmo d'acqua rimanendo incastrato nella cabina. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. L'autista, bloccato in cabina, è sempre rimasto cosciente ma sofferente. È stato estratto mentre l'acqua stava per riempire la cabina di guida e portato in ospedale. Ma i vigili del fuoco sono stati impegnati molte ore anche per gestire il violento nubifragio che ha allagato abitazioni, strade e campagne tra Portogruaro, Concordia Sagittaria, Gruaro e Fossalta. Il sindaco però rassicura. Abbiamo avuto alcuni problemi nelle zone di Via Palazzine, Via Villa Storta, zona dei Ronchi, dove notoriamente ci sono alcuni problemi legati anche sia alla presenza di interrati, ma anche alla necessità che vengano realizzate nel tempo delle opere di mitigazione idraulica, non di mitigazione, di tombinamento, comunque di realizzazione di nuove linee contro il rischio idrogeologico che noi ardentemente speriamo vengano realizzate, ma anche con contributi. Comunque a oggi la situazione è assolutamente sotto controllo, i disagi appaiono contenuti e la cosa si sta risolvendo. E mentre a Portogruaro la situazione è in via di risoluzione, Venezia si è svegliata come da previsione con l'alta marea, che alle 9:10 ha raggiunto un picco massimo di 110 cm a Punta della Salute, 106 invece a Chioggia alle 8:45. Per sabato mattina verso le 9 si prevede un picco di 105 cm nel centro storico. La marea potrà mantenersi sui valori elevati per tutta la durata della prossima settimana. Da lunedì, infatti, l'arrivo di un nuovo e profondo fronte atlantico potrebbe causare un ulteriore aumento del livello marino in corrispondenza con i massimi astronomici. Nel frattempo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di preallarme e di attenzione da oggi pomeriggio alle 8 di domani mattina. In particolare lo stato di preallarme nelle zone dell'Alto Piave in provincia di Belluno, del Piave Pedemontano nelle province di Belluno e Treviso e nelle zone dell'Alto Berenta, Bacchiglione, Alpone tra Vicentino Veronese e Trevigiano. Stato di attenzione invece per Basso Brenta, Bacchiglione, Basso Piave Sile, Livenza, Lemene e Tagliamento. Vicenza, Belluno e Venezia, dunque le province che sono state maggiormente interessate da questa ondata di maltempo, marginali le conseguenze nel Trevigiano dove si è registrato solo qualche piccolo smutamento in Pedemontana. Domani e domenica una breve tregua, poi un'altra settimana all'insegna di forti precipitazioni. Pioggia battente, poi nel fine settimana una breve tregua, da lunedì precipitazioni anche molto intense. La Marca trevigiana non è risparmiata dall'ondata di maltempo di queste ore, ma non si registrano disagi particolari o allagamenti, le conseguenze più significative nelle province di Vicenza, Belluno e Venezia. Due vaste aree di alta pressione a est e ovest costringono l'Italia in una situazione di instabilità che non si risolverà a breve. Abbiamo una profonda depressione che va dal nord fino a sud. Ecco, in questo campo che si muovono le perturbazioni e le potete vedere. Perturbazioni che sono costrette da questa situazione a permanere, a perdurare sulle nostre zone, in quanto tutta questa massa depressionaria è impedita nello scorrimento verso est. Quindi un tempo perturbato,
qualche intervallo, però un tempo perturbato che purtroppo ci accompagnerà con qualche, ripeto, intervallo anche per gran parte della prossima settimana. Le schiarite di sabato e domenica non sono dunque destinate a durare e anche la prossima settimana ci si deve preparare a fare i conti con piogge e veri e propri nubifragi e con terreni già fradici che faticheranno ad assorbire la nuova quantità d'acqua prevista. Tutto sommato questo fine settimana sarà il momento migliore, infatti prevediamo per domani ancora una nuvolosità irregolare, a tratti intensa, nelle primissime ore qualche fenomeno residuo di precipitazione ma molto isolato, poi una nuvolosità irregolare, per domenica addirittura avremo qualche schiarita. Ripeto, il peggioramento inizierà da lunedì, quindi con di nuovo un aumento della copertura e poi precipitazioni a intermittenza durante tutta la settimana, con dei momenti anche di precipitazioni più intense. La cronaca, il foulard che al collo si impiglia negli ingranaggi del macchinario, operaia di 57 anni rischia di morire asfissiata. Il dramma nella tarda mattinata in un'azienda cartotecnica di Malo nel Vicentino. La donna ora è grave, ricoverata nel reparto di rianimazione del Sant'Orso. Le condizioni della dipendente sono apparse subito gravi, liberata da quel foulard che le si è stretto talmente tanto al collo da impedirle da respirare. È entrata purtroppo in uno stato di coma. Ed ora la violenta rapina ai danni di un militare americano a Vicenza lo scorso 5 ottobre. I carabinieri della SETAF hanno arrestato i 3 presunti autori. Lo aspettano fuori da un locale di via Zamenhof. Uno dei 3 gli sferra il primo pugno. Il militare, un giovane americano di 33 anni in servizio alla caserma dell'IN, cade a terra. Arriva il secondo aggressore che lo colpisce di spalle. Infine il terzo che non fa alzare il militare americano e con un calcio alla mano gli toglie il cellulare, un iPhone di ultima generazione su cui il terzetto aveva messo gli occhi, e non si fermano. Un vero e proprio pestaggio, 6:30 all'alba del 5 ottobre. Il militare, uscito da un locale, si rifugia in auto sanguinante. Un conoscente lo vede, chiama il 112. Sul posto i carabinieri della compagnia e i militari in servizio presso la SETAF. Il giovane viene soccorso, per lui una frattura allo zigomo e alla quinta costola. Ne avrà per un mese. Le indagini partono. Abbiamo visionato dei filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella zona del fatto e da lì abbiamo estrapolato i fotogrammi da cui siamo arrivati all'identificazione dei responsabili. I 3 sono Sean Cavazza, 29 anni, Carlos Turra, 30 anni, René Gabrielli, 19. Oltre alle immagini li riconosce il militare. Per loro scattano le ordinanze di custodia cautelare. Con i carabinieri della SETAF entrano in azione i cinofili di Torreglia. In casa del Cavazza il cane Gommo fiuta una pistola con matricola a brasa, una Browning calibro 9 pronta a sparare con caricatori e proiettili, un pericoloso macete, lama 40 cm, una pistola a giocattolo. Tutto viene sequestrato e inviato ai RIS di Parma. Ci sono anche 30.000 euro in banconote facsimile da 100 euro. Un brutale pestaggio, quello del 5 ottobre. L'esecuzione violenta è quella anche che ha dato fondamento alla richiesta di ordinanza di custodia cautelare per tutti e 3 gli elementi, proprio per la proditorietà dell'aggressione e la violenza dell'aggressione. Nessun precedente arresto per i 3, 2 vengono trovati a Vicenza, nei pressi del campo nomadi di Via Cricoli, 1 a Vigonovo. Sul modus operandi e sulla conoscenza dei 3 personaggi stiamo ancora facendo attività, accertamenti, per vedere se sono stati coinvolti in altri fatti analoghi. E torniamo ora a parlare dell'escalation di furti che si è verificato nelle ultime settimane in provincia di Treviso. Ne abbiamo reso conto nel corso dei nostri telegiornali, presi di mira soprattutto anziani, ma anche appartamenti in condomini, soprattutto nell'ora del crepuscolo. E l'ennesimo blitz è stato messo a segno ieri sera nell'area ancora montelliana. Vediamo il servizio. Furti a ripetizione, ora è diventata una sfida quella dei banditi. I cittadini si sono organizzati in ronde, le forze dell'ordine hanno incrementato i controlli, ma i furti continuano. Da un mese a questa parte è caccia al ladro nei comuni di Giavera del Montello, Cusignana, Bavaria e Nervesa della Battaglia. Le ronde battono palmo a palmo tutto il territorio, si muovono ad ogni segnalazione, ma i tentativi di furto non accennano a diminuire. Nel frattempo gli abitanti sono esasperati. Non ho paura, ho rabbia.
Ce ne sono tantissimi e nessuno riesce a prenderli, i carabinieri non riescono a fare niente e mi domando anche il perché. Comunque siamo così, tutti i vicinati comunque siamo tutti allertati, ci aiutiamo. Come? Facendo delle ronde. Qui a Giavera le razzie non sono ancora terminate, ci dicono i residenti. I ladri non hanno paura nemmeno se la gente si trova in casa, come è accaduto in una villetta in via Lavaggio, dove stavano per entrare dalla taverna. Scappati perché sorpresi sono stati visti scorazzare per i campi per poi svanire nell'oscurità. Spero che se ne vadano, insomma, perché veramente e anche ieri sera vanno avanti e indietro con le macchine, però niente, non c'è verso, non cedono. Non hanno paura? No. Ma come si vive? Male. C'è paura, si vive male, perché comunque anche di notte si va. Io mi chiudo sempre, io ho le telecamere, ho sempre il telefono pronto, chiamo il 112, no, non si vive bene, non si vive con la tranquillità. Ronde o carabinieri, un colpo è stato messo a segno a Selva del Montello, mentre i proprietari erano a visitare un loro caro in ospedale. L'esito scontato, sparita ogni cosa di valore dopo aver messo la casa sottosopra. Ma anche i carabinieri sono un po' con le mani legate. Sono in pochi, il territorio è grande. Infatti, bisognerebbe, non so, che ci fossero più carabinieri. Controlli di notte, posti di blocco. Oh, sì, però anche nelle stradine più piccole, perché sono là che poi si intrufolano e si nascondono. È una guerra. È una guerra, sì. Sono ore drammatiche anche per l'Ilva di Porto Marghera. Siamo alla pagina delle notizie dal mondo del lavoro. Oggi sit-in dei lavoratori, a rischio 52 posti, senza considerare tutti quelli dell'indotto. La preoccupazione monta ora per ora, no? La situazione è complessa, lo sappiamo perché insomma le notizie girano. Noi siamo molto arrabbiati. Noi siamo legati a Taranto, siamo un'azienda che fa servizi per Taranto. La chiusura di Taranto significa la chiusura anche di Porto Marghera. Da Taranto a Porto Marghera il passo non è mai stato così breve. La crisi del colosso dell'acciaio del resto non ha confini e rischia di tradursi in uno dei più grossi disastri industriali del paese ed Europa. A Porto Marghera, nel sit-in di protesta organizzato dai sindacati, ci sono rabbia, rassegnazione, speranza, ma soprattutto tanta stanchezza. Negli ultimi anni la scure delle razionalizzazioni ha colpito più volte. Da oltre 100 dipendenti si è passati agli attuali 52. Loro vengono, prendono e se ne vanno. Ogni volta è così. Noi siamo stanchi, diciamo, di queste riorganizzazioni, perché ogni passaggio per noi è un caro prezzo che dobbiamo pagare in termini di occupazione, in termini di investimenti e in termini proprio di garanzie di posto di lavoro. Garanzie che al momento non ci sono. Gli occhi sono puntati sull'esecutivo Conte perché faccia rispettare i patti alla multinazionale ArcelorMittal, subentrata ufficialmente solo un anno fa. E proprio al governo i sindacati si appellano nelle ore più drammatiche della trattativa. Noi al governo chiediamo un impegno concreto nel mantenere vivo lo stabilimento di Taranto. Noi non abbiamo alcun pregiudizio su una privatizzazione, su una partecipazione statale, su qualsiasi tipo di iniziativa. Un appello forte e chiaro arriva anche dal Comune di Venezia, che ha portato ai lavoratori la propria solidarietà. Chiediamo al governo di essere finalmente all'altezza delle sfide che ha l'Italia davanti e di affrontare questo tema senza ideologia, ma per risolvere questa importante e delicata tematica che rischia di avere effetti anche a Porto Marghera. Linea alla regia, ora per la pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. 24 anni fa la tragedia dell'Antonov, costata la vita a 49 persone, 14 erano veneti, una ferita ancora aperta per i familiari delle vittime. In località Poiane, indietro su Buono, sulla campagna, è appena caduto un aereo. Un C-130 aereo, credo. Sì, un C-130. Mercoledì 13 dicembre 1995, Santa Lucia. La serata è molto fredda, nevica. 49 secondi dopo il decollo all'aeroporto Villafranca di Verona, il bimotore turboelica Antonov diretto a Timisoara si schianta al suolo e prende fuoco. Muoiono tutti, 41 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, 30 gli italiani a bordo, 14 i veneti. Industriali, commercianti, imprenditori. Erano gli anni della delocalizzazione delle aziende venete, in Romania in particolare.
24 anni dopo la tragedia, il libro indagine del giornalista trevigiano Gianni Favero ricostruisce i fatti facendo emergere una verità scomoda e taciuta per tanto tempo. Dopo 24 anni abbiamo ancora delle famiglie che non hanno ottenuto i risarcimenti nonostante delle sentenze precise del Tribunale. Stiamo parlando di risarcimenti che dovrebbero arrivare dal Ministero dei Trasporti. A un quarto di secolo non si riesce ancora ad avere una giustizia, o quantomeno a rendere un onore doveroso alle persone che sono decedute in quella circostanza. Risarcimenti che ancora non arrivano per alcuni familiari e soprattutto la grande amarezza per essere stati dimenticati. Tanto per dire, nella città di Verona non c'è un solo segno che ricordi il fatto accaduto. Insomma, c'è una lapide a margine del campo, una lapide appoggiata ad una canaletta di irrigazione, ma non c'è altro. Una ferita ancora aperta per i familiari delle vittime, racconta Nicola Galeotti. Tra i 5 trevigiani che persero la vita in quell'aereo c'era anche un commercialista, 44enne, professionista tra i più affermati in città in quegli anni. Era Guido, suo padre. Significa sentirsi soli davanti a una tragedia del genere. È evidente che un appoggio ce lo aspettavamo, o quantomeno insomma, delle risposte dalle istituzioni che oggi dovrebbero rispondere e che invece continuano a non rispondere. Fin tanto appunto che non risponderanno, la tragedia non potremo mai mettere un punto. A Papozze, ora in provincia di Rovigo, fa discutere il caso sollevato dal consigliere di minoranza Piermarino Veronese. In concomitanza con la ricorrenza dei defunti, in molti hanno notato attaccate a diverse lapidi le lettere dell'amministrazione comunale con gli avvisi di pagamento di imposte per il rinnovo dei loculi che da 2 anni non venivano corrisposti alle casse comunali. Secondo Veronese era sempre stata consuetudine inviare a chi era in ritardo con i pagamenti comunicazione in forma privata dei sospesi. Non comprendo, sottolinea Veronese, perché l'amministrazione comunale abbia agito in questo modo. Ha violato, a mio modo di vedere, dice, anche la privacy. Al consigliere sarebbero arrivate molte lamentele di cittadini infuriati per la mancanza di tatto espressa per la riscossione del dovuto. Un fatto curioso ora, quello accaduto in uno dei luoghi simbolo del degrado di Padova, via Anelli. Sentiamo. C'è una via Anelli sopraterra con quei muri che parlano da soli e l'imponente rimozione in corso di mobili, elettrodomestici, vestiti e scorte di cibo abbandonati nei mini appartamenti. È una via Anelli sotterranea. Si aprono i basculanti dei box auto ed ecco spuntare alcune preziose rarità che somigliano a certe vetture parcheggiate nei garage di Piazzale Roma a Venezia. Vecchie glorie delle famiglie italiane. Si va dal ceto medio-alto degli anni 60 del Novecento con la Fiat 1100, quella che aveva la leva del cambio sul piantone dello sterzo, al ceto medio-basso con la popolare e indistruttibile Fiat 600. Negli anni 70 e 80 si sprecavano gli emuli del drago dei Rellì, Sandro Munari da Cavarzere, e per chi se la poteva permettere, ecco una sempre bella Lancia Fulvia HF, leggermente tamarrata per farla sembrare da auto di serie a vettura preparata proprio per i Rellì. Macchine che in questo stato hanno un valore venale bassissimo, ma in mano a un restauratore possono arrivare a quotazioni di decine di migliaia di euro. Dal punto di vista formale, quelle non sono auto di nostra proprietà, anzi 2 di queste erano targate, quindi abbiamo già rintracciato i legittimi proprietari. Le altre 2 non targate, attraverso il numero di telaio o altri sistemi di identificazione, già la Polizia Municipale è impegnata per reperire i proprietari. I lavori nel complesso Serenissima intanto non si fermano, è quasi finita la demolizione del piazzale interno. L'assessore non esclude che dall'abbattimento delle palazzine possano emergere altri oggetti vintage. Un terrorista su un vaporetto, l'intervento del reggimento Serenissima in laguna con uomini e mezzi in pieno giorno. Vediamo l'esercitazione molto realistica che esalta la capacità di fare squadra all'interno dell'esercito italiano. Il nuovissimo barchino d'assalto del reggimento Serenissima taglia la laguna come un rasoio. Sul vaporetto è segnalata la presenza di un terrorista. I lagunari abbordano il mezzo di trasporto puntando la Browning, le mitragliatrici minimi e tutto l'armamento individuale.
In un attimo sono con grande abilità tra i passeggeri, individuano il sospetto da portare via. È un'esercitazione, ma il livello di realtà è notevole. Alza in piedi! Alzati! Alzati! Tirati le mani! Alza le mani! Vai giù, a terra! A terra! Ginocchio, girati! Girati, alza le mani! Come erano arrivati, se ne vanno, lasciando solo la scia. Il Mangusta sorvola basso il forte di Sant'Andrea e nel frattempo la NH90 del quinto Rigel fa scendere i lagunari in fast walk. C'è da concludere un'importante manovra di addestramento per uno dei più preparati reggimenti dell'esercito italiano, capace di operare in 1000 situazioni, ovviamente a cominciare dall'elevata capacità anfibia garantita dagli AV7, con capacità di fare squadra che valgono anche nella vita di tutti i giorni. Sì, c'è osmosi perché l'aspetto essenziale che si ricerca per questo tipo di attività è la squadra, è il ruolo di squadra che deve essere giocato da ogni interprete nella maniera migliore, perché solamente una squadra affiatata, una squadra efficiente, una squadra capace riuscirà a fornire quelle prestazioni che sono richieste alla Forza Armata. I lagunari si esercitano ogni giorno per dare il meglio, con le insegne di San Marco e il loro grido di battaglia. Alla voce! San Marco! Alla voce! San Marco! San Marco! Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per essere stati con noi, uno sguardo al meteo come sempre in chiusura di TG, arrivederci. Ben trovati al meteo. Dopo un venerdì con allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile, forte maltempo e anche l'acqua alta a Venezia, il tempo torna a migliorare nella giornata di sabato 9 novembre. Sul Veneto sarà una giornata all'insegna di un ampio soleggiamento ovunque. Come vediamo, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo per locali foschie al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Temperature stazionarie minime tra 2 e 10 gradi, massime comprese invece tra 11 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo ancora qualche occasionale pioggia al mattino, poi fenomeni in cessazione e anche qui tornerà il sole. Temperature minime tra 7 e 11 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, avremo qualche nebbia sui settori meridionali al mattino, più soleggiato invece altrove. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime tra 11 e 12 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.